Benvenuti dietro le quinte. In questa puntata il Tenente Colombo con Gianluca Ramazzotti in scena al Teatro Mercadante di Altamura, regia di Marcello Cotugno. Colombo con qui il protagonista Gianluca Ramazzotti. Allora svelaci un po' la psicologia e soprattutto come è costruito questo Colombo che nell'immaginario collettivo tutti quanti hanno ben vivida la memoria. Diciamo che è un Colombo che la gente riconoscerà in maniera diversa da Peter Falk, ma riconoscerà quegli atteggiamenti, diciamo, del personaggio che sono tipici di questa icona degli anni 70 e 80, quindi la meticolosità, il fatto che comunque è un grande fumatore, che è attento a tutta una serie di piccoli dettagli, che è pedulante, che non molla mai l'osso, che è sempre anche molto ironico, molto diciamo normale, cioè quella normalità del personaggio noi abbiamo cercato di restituirla tutta para in teatro. Devo dire che la gente rimane molto colpita. Cosa cambia dal profumo di palcoscenico e soprattutto per il pubblico? Come reagisce a questo Colombo così dal vivo? Beh, si diverte molto, ride quando deve ridere, in apprensione quando c'è la suspense, è proprio un'altra cosa lo vedi dal vivo, e questa cosa è per il pubblico una primizia, cioè non si aspetta questo impatto, eppure c'è un grande impatto, noi sentiamo l'attenzione, sono delle scene dove non vola una mosca. Parliamo della scena più difficile di questa pièce, qual è secondo te? Dove magari ci avete lavorato un po' di più? Ma guarda, sono tante scene complesse, anche perché è una macchina complessa, c'ha 16 cambiescena, quindi sono delle aperture, delle chiusure, sono tante musiche, c'è proprio un'attenzione particolare, ma c'è una scena che è una scena che facciamo io e l'assassino, cioè io e Pietro Bontempo, quindi Colombo e il dottor Fleming, che è una scena fatta di cose dette e non dette, cioè ti dicono le cose in faccia senza dirsele, ecco. È una scena molto complicata perché è una scena fatta di silenzi, di gioco, di sguardi, anche di battute, di sottintesi, e quella è una scena complicata. E poi parliamo un po' della scenografia che è alle nostre spalle, dove come è gestita questa scenografia girevole, quanti location rappresenta? Rappresenta allora lo studio che vedete in questo momento con diciamo l'anticamera e lo studio con la scrivania, poi si apre, c'è la casa invece del dottor Fleming con un bar e un salotto, e poi la stessa scena, tolte alcune cose, diventa anche un set cinematografico, quindi sono diciamo 3 set in uno, più varie trasformazioni sceniche davanti con le luci, cose eccetera, quindi sono diversi cambi. E a questo proposito invece la scena più emozionante dove il pubblico si emoziona ogni sera qual è? Abbiamo parlato di quella più difficile, quella più emozionante? Beh, l'omicidio, perché vedere l'omicidio dal vivo è bello, è emozionante, perché lo vedi in televisione, ma quando poi lo vedi dal vivo, tutta la preparazione all'omicidio e l'omicidio che poi avviene con l'attore che strangola l'attrice, che l'attrice si dimena, che comunque poi il coprire tutte le tracce, il cercare di preparare l'omicidio perfetto, è emozionante. Il famoso detective interpretato nella serie TV da Peter Falk nasce a teatro prima che sul piccolo schermo. Gli stessi autori nel 1960 avevano creato il personaggio per una commedia gialla di grande impatto che a Broadway rimase per 6 anni consecutivi. Gli autori erano proprio Richard Levinson e William Link. La costruzione è perfetta, il giallo incredibile, il personaggio del tenente già molto delineato, per la prima volta in Italia in scena la commedia nella quale per la prima volta il pubblico assiste al delitto guardando negli occhi l'assassino che preparava l'omicidio. Quanto tempo ci è voluto per realizzare questo spettacolo, che ovviamente è abbastanza complesso anche dal punto di vista scenografico?
Ma noi abbiamo provato 45 giorni nel 2023, estate 23 abbiamo debuttato a Borgio Velezzi, quindi abbiamo fatto 45 giorni di prove. Poi lo spettacolo è sempre in grande prova, perché comunque anche quest'anno che abbiamo ripreso lo spettacolo abbiamo provato durante, abbiamo provato molto, anche tipo magari prima di andare in scena qualche cosa che va oliata. Grazie mille di essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Grazie a tutto il pubblico di Dietro le Quinte, che quando vengo è sempre una festa, quindi grazie a tutti e andate a teatro. Colombo, questa messa in scena dalla serie, però in effetti l'originale è nato a teatro. Esatto. Ne parliamo con Isa Lerno, com'è questo personaggio? Nel 62 nacque a teatro a Broadway e da lì dei produttori catturarono l'idea e fecero partire la serie che dall'inizio. Forse Colombo era anche non era ancora Peter Falk, poi arrivò Peter Falk e la nostra fortuna è che ancora quella serie lì va in televisione a raffica. No, ma ancora la fanno sia su Rete 4, poi su un'altra emittente, così, per cui è un personaggio che è rimasto inossidabile, assolutamente. Anche... Qual è il quid in più che dà il teatro, il palcoscenico? Questo me lo dirai tu quando lo vedrai. Noi abbiamo cercato di movimentare un po', grazie e soprattutto al nostro regista Marcello Cotugno, che ha fatto un lavoro, devo dire, splendido, per muovere un po', perché sai, il giallo è tutto dialogo, no? Quindi muovendo con delle belle musiche, delle belle scene, delle belle luci, è riuscito a confezionare un giallo che ha anche dei momenti brillanti, se vogliamo, perché il personaggio Colombo è buffo. Come si fa in questo caso a mantenere un'autonomia per tutti i personaggi? Come si fa? Nel caso suo ha trovato una cifra evidentemente che va bene, perché per gli altri protagonisti, io faccio il sostituto procuratore ed è un personaggio serio, diciamo, per le poche volte che faccio, che mi piace tanto fare, perché io veramente sono un po' stanco di fare il comico brillante o la commedia. Un dietro le quinte, noi siamo dietro le quinte e raccontiamo ai telespettatori un dietro le quinte di questo spettacolo. Durante le recite possono accadere, sono accaduti anche dei piccoli disguidi tecnici. E allora lì ti mette un attimo in sbattimento, perché ti toglie l'attenzione, ti toglie la concentrazione, ma cose particolari direi che non ne sono accadute, perché la struttura è molto forte, noi siamo molto sicuri di noi, insomma, per cui facciamo il lavoro senza problemi. Il dottor Fleming è un brillante psichiatra di New York che non riesce più a tollerare il matrimonio con la moglie. Insieme alla sua giovane amante Susan architetta un piano per ucciderla. Ci sono tutti gli elementi che hanno poi caratterizzato la serie televisiva, un detective trasandato e maldestro che nasconde una vena sagace ed ironica e la capacità di conoscere a fondo la natura umana, stanando i colpevoli. Qual è il pezzo più emozionante di questo spettacolo per il pubblico, dove il pubblico ogni sera si emoziona particolarmente? Anzitutto c'è un assassinio in diretta, per cui lì il pubblico rimane un pochino, perché non è facile fare una cosa del genere e mantenere, sì, dal vivo è difficile vederlo, capito? Grazie anche appunto ai mezzi tecnici, alle luci, alle musiche, a tutto quanto, riesce a dare una verità anche a quel momento lì, che devo dire in teatro è molto difficile da sistemare, perché insomma, mentre al cinema puoi sbizzarrirti, fare quello che ti pare, in teatro Ci vuole la verità scenica. Sì, ci vuole la verità scenica, ma quando c'è questo assassinio il corpo, la salma, il cadavere rimane in scena. E poi sarebbe brutto, direi, vedere poi, anche se fai il buio, intravedere il cadavere che si alza e se ne va. E come si fa? Invece no, noi nel nostro caso intelligentemente c'è un girevole che si porta via il cadavere e cambia la scena. È tutto molto più pulito. È pulitissimo, il tranello del cadavere che si alza l'abbiamo sfangato. Questo sistema girevole. Il giallo funziona di più a teatro, secondo te? Devo dire che, considerate le ultime produzioni di questi ultimi anni, mi sembra che il giallo abbia funzionato molto. Per cui anche lui stesso, Ramazzotti, produsse 10 piccoli indiani, no? Di Agatha Christie, che funzionò molto. Rischio, perché magari dal romanzo alla TV, dalla TV al teatro si corre un po' un rischio. Guarda, certamente, però dipende sempre dalla fattura e dalle idee.
per cui come ti ho spiegato prima, un giallo che è tutto dialogo, papam, papam, se non lo muovi può diventare molto noioso. Grazie mille per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. E quindi facciamo un saluto Un saluto particolare a... Dietro le Quinte. Che cosa consigliamo ai nostri telespettatori? Un messaggio. Per il teatro che cosa diciamo? Per il teatro diciamo che siamo contenti perché abbiamo visto, stiamo vedendo negli ultimi tempi che il teatro non ha battute d'arresto come il cinema, come ha avuto il cinema, e poi mando un saluto speciale a tutte le signore e le donne che frequentano il teatro, perché tu devi sapere che il 90% del pubblico è femminile. Quindi ringraziamo le donne che qualche volta riescono a portare a teatro i mariti, i fidanzati così, ma è un pubblico femminile, quindi brave, continuate a seguire il teatro perché fa bene alla salute anche. E parliamo di nuove uscite editoriali e lo facciamo con lo scrittore Paolo Titozzi in uscita con Controcorrente. Innanzitutto come nasce questa idea? Beh, questa idea nasce da una revisione storica del Risorgimento italiano. Io, oltre a essere uno scrittore, sono un cultore della materia, per cui chiaramente mi è sembrato giusto, attraverso un romanzo storico, quindi attraverso personaggi di fantasia, fare un riesame puntuale di questo periodo storico. Parliamo di Controcorrente, il titolo. Come mai questo titolo? E lei si sente una persona controcorrente? Sì, io lo sono stato e lo sono. Questo personaggio è un personaggio che si conquista giorno dopo giorno le sue posizioni e quindi questo rende il personaggio intanto simpatico, e poi c'è una suspense nel libro che fa sì che la lettura sia piacevole. Sia scorrevole. Però questo libro a che pubblico, a che tipo di lettore è indirizzato? È un libro per tutti. In età adulta c'è l'interesse ad avvicinarsi a questi periodi storici per capire un pochettino che cosa succedeva in questi periodi. E naturalmente il giovane sente anche un'altra campana. E quindi a un certo momento non soltanto la campana scolastica, ma anche, diciamo, il modo alternativo, non diverso, alternativo. Adesso parliamo un po' dei personaggi. In quale personaggio tu ti identifichi e quanto c'è di vero in questo libro? Cioè, a chi ti sei ispirato? Il personaggio è un medico, un giovane medico che subito dopo la laurea prende il primo schiaffo della sua vita, quindi a un certo momento di buona famiglia, primo della classe, doveva fare la carriera universitaria, doveva essere diciamo una persona importante, mentre invece per la solita raccomandazione politica viene messo da parte e presa una persona meno interessante, e da qui lui per un fatto di pancia, perché a un certo punto non sapeva nemmeno che cosa fosse il medico condotto, va a fare il medico condotto in un paese di montagna. E da qui comincia la sua avventura. Questo libro viene scelto per realizzare un film. Che colonna sonora ci mettiamo sopra? Beh, la sceneggiatura è già pronta. Ok. Quindi, adesso parliamo di colonna sonora. La musica del Gladiatore mi piacerebbe. La musica del Gladiatore, perché? Perché è una musica controcorrente. Come inviti i telespettatori, ma soprattutto i futuri lettori, a curiosare attraverso queste pagine? Perché leggere questo libro? Perché è un libro di suspense. Quindi a un certo momento c'è amore, c'è amicizia, c'è sesso, c'è guerra, c'è sangue. È un valore aggiunto. È un valore aggiunto. È un valore aggiunto. Ma è una storia di uomini e donne. E quindi chiaramente come tale va vista e va letta, perché la lettura dà indipendenza. E con questo è tutto. Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.